Incendio divampato in mattinata, la furia del fuoco che avvolge la casa di riposo di via Barcaria ad Albaredo d'Adige in provincia di Verona. Gli 83 anziani ospitati sono stati immediatamente evacuati e tratti in salvo. Insieme ai 19 operatori sarebbero 2 le persone ferite, un ospite e un operatore sanitario, entrambi in maniera fortunatamente lieve. Momenti di terrore mentre le decine di squadre dei vigili del fuoco, arrivate anche da Padova e Vicenza, tentavano di domare l'incendio. Gli occhi attoniti dei passanti a guardare la colonna di fumo e gli anziani ospitati dalla struttura allineati a bordo strada con letti e mascherine sul viso, accuditi da infermieri e volontari della protezione civile in attesa della sistemazione alternativa. Ore a domare l'incendio, che pare sia partito dal sottotetto, sviluppandosi poi nella parte superiore dell'edificio. Sono ancora da chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti 30 pompieri con 8 automezzi pesanti.